Meno di un mese all'inizio della scuola, il Comune di Venezia rassicura le famiglie fugando i dubbi sollevati nei mesi scorsi. Se penso anzitutto alle preoccupazioni fugate, che avrebbero visto a rischio le 2 prime classi delle medie Cervi dell'Istituto Comprensivo Trentin, e invece le 2 prime medie partiranno, una conferma importante attesa da tante famiglie e soprattutto costruita con un lavoro in sordina, in silenzio, a stretto contatto sia con loro che con la scuola, la dirigente Napolitano e in particolar modo l'ufficio scolastico. Altro sospiro di sollievo per la prima elementare a Cassabioni che partirà, scuola San Giovanni Bosco dell'Istituto Comprensivo Baseggio, e è una conferma importante non solo per la frazione Cassabbioni nella municipalità di Marghera, ma anche per la scuola stessa che avrà un orizzonte di crescita e ovviamente per tutto il quartiere. Sempre a Marghera si passa da una a ben due sezioni della scuola dell'infanzia comunale La Sorgente. Buone notizie anche per nidi e materne. I dati ricalcano quelli dell'anno passato, quindi circa 2.200 utenti frequenteranno i nidi e le materne comunali. Ma la vera domanda, il vero parametro per capire se effettivamente il comune dà una risposta valida alle effettive richieste sta nei posti attivati. Ecco, abbiamo attivato tutto l'attivabile, cioè tradotto rispetto al numero degli iscritti pervenuti, il numero dei posti attivati è superiore, quindi siamo nella condizione di poter evadere tutte le richieste.